L'arrivo di Cesare Battisti in Italia, Santa Maria di Sala, il pianto liberatorio del figlio del macellaio veneziano ucciso nel 1979, il ministro dell'Interno Salvini marcirà in galera. Il maxi tamponamento tra 50 veicoli in Valsugana a Cismon del Grappa a causa della strada ghiacciata, allestita una tendopoli per le decine di feriti nello schianto. Smog a Padova e Venezia, scatta per la prima volta l'allerta rossa con nuovi blocchi del traffico. L'assessore padovano all'ambiente, aria irrespirabile, anziani e bambini non escano se non è strettamente necessario. Inquinamento da FAS, la procura di Vicenza chiude una prima tranche di indagini, 13 le persone indagate per i reati di avvelenamento di acqua e disastro. Assolti dal Tribunale di Padova 8 ammiragli della Marina sotto processo per la morte di marinai uccisi da tumori per amianto nelle navi, la rabbia dei parenti. Non mi arrenderò finché non salterà fuori la verità, parla il papà di Sissi, la giovane agente penitenziaria morta dopo 2 anni di coma per un misterioso colpo di pistola alla testa a Venezia. Ieri a Cappella Maggiore nel Trevigiano il compleanno del muro alpino Iroso che ha tagliato il traguardo dei 40 anni, a festeggiarlo anche il governatore Zaia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano il rientro questa mattina in Italia di Cesare Battisti, arrivato con un volo dalla Bolivia all'aeroporto romano di Ciampino, circondato da decine di poliziotti che poi lo hanno scortato nel carcere di Oristano. E la scena dell'arrivo di Battisti ha scatenato il pianto liberatorio di Adriano Sabbadin, il macellaio veneziano di Santa Maria di Sala che a 17 anni assistette all'omicidio del padre Lino da parte di Battisti e di Diego Giacomin. Era il 16 febbraio del 1979. Eccolo, vediamo Cesare Battisti in questo momento scendere dall'aereo e toccare il suolo italiano. Eccolo. Eccolo. Cammina scortato ovviamente dagli uomini della polizia. Lo sguardo fisso al televisore mentre immortala col telefonino la scena che attendeva da 40 anni per poterla poi mostrare alla madre e alla sorella. Adriano Sabbadin osserva in silenzio l'uomo che a 17 anni vide partecipare all'omicidio di suo padre. Poi si lascia andare a un pianto liberatorio. Cosa volete che vi dica? Sto pensando a mio padre. E quello chi l'ha ammazzato? Sì, quel bastardo là. In un circuito di alta sicurezza, quello sono anche tanti liberatori, terroristi, tanto in questi minuti. Scusate, non ce la faccio. Stanno preparando una sorta di ho messo una scrivania perché a breve proprio. Nel vedere Cesare Battisti finalmente consegnato alla giustizia, la sua mente è tornata al momento che ha segnato per sempre la sua vita. L'omicidio del padre Lino nella macelleria di Caltana che ancora porta il suo nome. Ho rivisto tutto in pochi attimi, mio padre per terra, il sangue. E dopo tutto quello che abbiamo subito. 40 anni sono lunghi, si commuove Adriano. Ora spero che mio padre possa riposare in pace. Io avevo 17 anni, l'altra 12 e la più piccola 6 anni. Non vi dico lo strazio che abbiamo passato. Scusate, ma l'emozione è grande. Una vita di dolore, prima per il lutto subito e poi per l'angoscia di non riuscire a ottenere giustizia. Mia figlia stamattina disse, finalmente hanno preso quel bastardo. E ha 8 anni. E lo strozzerei, mi ha detto questa mattina. Una bambina di 8 anni. E lei cosa farebbe invece? Lasciamo perdere. Un capitolo chiuso. A Battisti auguro 2 cose, continua Sabbadin, che paghi fino in fondo per le sue colpe e che in prigione si possa rendere conto del male che ha fatto. Spero che dove si trova abbia il modo di fare pentimento e di riflettere. Lei qualche tempo fa ha detto io vorrei averlo di fronte questa persona per dire delle cose, lo vorrebbe vedere anche adesso? Non lo so, adesso credo di chiudere un capitolo, adesso basta. Non vuole più incontrarlo? Basta, stop e chiuso. Questa storia, confessa, a me e alla mia famiglia è già costata troppo. Io ero un ragazzo che mi è stato tolto tutto, mi è stato tolto la mia adolescenza, la mia gioventù, ho fatto da padre, da capofamiglia e non ho mai pensato per me fino adesso. E questo ne sono orgoglioso, lo rifarei, però Cesare Battisti mi ha tolto tutto quanto.
Nessun sentimento di vendetta, ma il macellaio e la sua famiglia adesso chiedono silenzio. Mi fa male e lo ripeto ancora a tutte quelle persone e quelle che lo stanno appoggiando e difendendo. Cucitevi la bocca, per favore. Anche oggi di questi sono meno di una volta, ma ci sono ancora. Allora diciamo cucitevi la bocca, per favore. Nel prossimo servizio ripercorriamo la cronaca di questa mattinata con l'arrivo di Battisti in Italia. Ore 11:30 sulla pista dell'aeroporto Ciampino di Roma atterra il Falcon proveniente dalla Bolivia con a bordo Cesare Battisti. Dopo 40 anni di latitanza l'ex terrorista dei PAC torna a camminare sul suolo italiano. Scortato da 2 agenti sul viso, l'accenno di un sorriso. La lunga fuga di Battisti è terminata sabato a Santa Cruz de la Sierra, dove gli agenti lo hanno individuato mentre stava camminando per strada. Alla vista degli agenti ha finto di non capire quanto gli veniva detto, ha parlato in portoghese, ha spiegato di non avere documenti con sé. Portato in caserma davanti ai poliziotti italiani si è arreso e ha mostrato il documento brasiliano con il nome e cognome stampati sopra. Immediata l'estradizione in Italia e la partenza dalla Bolivia. Ad attendere l'arrivo di Battisti a Ciampino il ministro dell'Interno Matteo Salvini e della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha parlato di risultato storico frutto del lavoro di tutte le istituzioni. A livello internazionale oggi l'Italia va a testa alta perché si fa rispettare nel mondo. Battisti, come annunciato dal ministro Bonafede, verrà rinchiuso nel carcere sardo di Oristano per ragioni di sicurezza. Sottolineo che il momento in cui la giustizia farà il suo corso sarà il momento in cui Battisti varcherà la soglia del carcere. A quel punto sconterà finalmente la pena, che è la pena dell'ergastolo, per tutti i reati che ha commesso. Marcirà in galera, sì, qualche giornale oggi scriveva ma un ministro non può dire marcirà in galera, sì, marcirà in galera, anzi lo farà troppo tardi, si è goduto decenni in giro per il mondo la faccia dei morti che ha sulla coscienza senza mai chiedere scusa, senza mettere colpe, sghignazzando là e qua. Questo non è un punto di arrivo ma di partenza, ha voluto sottolineare il vice premier Salvini. Ce ne sono tanti, troppi terroristi ancora a piede libero, anche in Francia, nella vicina Francia, che ci dà lezioni di morale, di accoglienza, di solidarietà, di generosità. Ecco, penso sia giunto il momento di scrivere al presidente francese perché i terroristi che hanno ammazzato in Italia la smettano di andare liberi. Sia Salvini che Bonafede hanno voluto rivolgere un pensiero ai familiari delle vittime dell'ex terrorista. Che spero di abbracciare, incontrare, guardare negli occhi nei prossimi giorni al Ministero dell'Interno. E torniamo a Santa Maria di Sala, dove un intero paese stava aspettando questa giornata da molto tempo. I concittadini di Nino Sabbadin adesso chiedono che sia fatta giustizia vera. Battisti dicono non esca mai più dal carcere. Era ora, tutto là. La stavate un po' aspettando tutti a Caltana questa giornata? Penso non solo a Caltana, anche a Caltana tanto. È una vita che ne morivo. Che non ho questa storia che ha fatto morire il povero macellaio. È stata una cosa per il paese, diciamo, tanto toccante. Credo siano passati 36-39 anni di ricerche, sono tante secondo me, però sono contento, credo che la latitanza che ha fatto Battisti era ora che finisse. Sono contento perché è giusto che insomma, la giustizia faccia il suo corso. È giusto che sia tornato, che ritorni qua e che paghi la sua pena qui in Italia. Un signore a Milano è rimasto paraplegico, il figlio dell'uomo assassinato, cioè, a questa gente serviva la giustizia, speriamo sia fatta. Ci sarà secondo voi questa giustizia dopo 40 anni? Sono un po' titubante, non credo molto nei magistrati italiani, ma speriamo. Si spera che paghi tutto quello che ha fatto e che rimanga vita dentro, non può, capito? Quello è importante. Anche perché Salvini ce l'ha promesso. Dovrebbe proprio finire i suoi giorni in prigione, da quello che penso io, e dovrebbe anche soffrire tanto di più della prigione. Voltiamo pagina e continuiamo con la cronaca, con il maxi tamponamento di questa mattina in Valsugana a causa dell'asfalto ghiacciato, decine i mezzi coinvolti, una cinquantina i feriti, di cui 5 gravi. La strada è stata riaperta dopo 7 ore di lavoro incessante. Abbiamo circa 1 chilometro di incidente e tamponamento a catena.
L'elicottero di Trento fa la spola avanti e indietro. Tutto a posto? Qui si scivola tantissimo. Buongiorno, come in gatto Giovanni Comune. Ghiaccio impietoso in Val Sugana all'altezza di Primolano, frazione di Cismon del Grappa, al confine con il Trentino. Più di 30 mezzi tra auto e camion coinvolti in un maxi tamponamento causato dall'asfalto ricoperto da una lastra gelata che si è creata dopo la pioggia scesa alle prime ore di oggi. Dalle 7 di stamane elisoccorsi, ambulanze, vigili del fuoco, Croce Rossa, protezione civile al lavoro. 16 feriti, 5 gravi e li trasportati al Santa Chiara di Trento, gli altri portati agli ospedali di Feltre e Borgo. Una quarantina i codici verdi controllati direttamente sul posto. Allestita una tendopoli, un punto di primo soccorso provvisorio per riparare i feriti dal freddo e portare le prime cure. Guarda che casino. Va tutto a posto? Tutto a posto? Perfetto. Fin dove finisce? Fino in fondo? Adesso arrivano. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per più di 7 ore, ore e ore in cui i soccorritori hanno lavorato incessantemente per mettere in sicurezza le persone, la strada, un disagio enorme lungo una delle arterie più trafficate di collegamento tra Veneto e Trentino. E adesso l'allarme smog a Padova. Le concentrazioni di PM10 sono oltre i limiti di legge da 10 giorni. Da domani fino a giovedì scatta per la prima volta l'allerta rossa che estende il blocco della circolazione ai veicoli commerciali diesel Euro 3 ed Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30. Ciò che in molti temevano si è avverato, non un semaforo ma il semaforo che regola la circolazione stradale in tutta la città di Padova è diventato rosso. Troppo alta e prolungata la concentrazione di PM10 nell'aria, le colonnine dell'ARPA hanno registrato sforamenti per 10 giorni di fila, una situazione tale da far parlare l'assessore all'ambiente Chiara Gallani di pericolo per la salute pubblica e consigliare che bambini, anziani, asmatici e animali non stiano all'aperto se non necessario. L'arrivo per la prima volta dell'allerta rossa a Padova significa anche il divieto di circolazione di veicoli a benzina privati e commerciali Euro 0 ed Euro 1 e di veicoli diesel privati e commerciali Euro 0, 1, 2, 3 e 4, oltre a motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del 1 gennaio 2000. Purtroppo economicamente è un problema. Qualsiasi cosa che blocca una filiera di trasporto, abbiamo visto anche a livello nazionale e tutto il resto, c'è un PIL che si abbassa. In questi momenti abbassare il PIL in un momento di pseudo crisi o non crisi è una cosa complicata. Forse in questi giorni, ha detto l'assessore Gallani, possiamo rinunciare ad usare l'automobile una volta di più, o organizzare un carpooling o considerare di abbassare di 1 grado la temperatura in casa o in ufficio, ma al di là di questo ciò che chiedono le categorie economiche alla politica è una programmazione a lungo termine. La programmazione deve essere fatta con gli anni che vengono, in 2-3 anni, e poi fra 3-4 anni, quando non ci saranno più a diesel e saranno solo metano ed elettrico, ci sarà ancora un problema di ambiente, di traffico, non lo sappiamo perché gli studi qua, uno dice che va bene, uno dice che non va bene, qualcuno dice che l'elettrico consuma più del diesel, qualcuno dice adesso che il diesel consuma meno dell'elettrico, o il contrario, e noi dobbiamo lavorare. C'è preoccupazione perché ho colleghi del nord Italia che mi chiamano che c'è un po' di recessione, l'automotive si è fermato, fermandosi l'automotive, che è uno dei principali settori che trainano, crea preoccupazione e viviamo la giornata. Ancora inquinamento da PFAS perché la Procura di Vicenza ha chiuso una prima tranche di indagini, 13 le persone indagate per i reati di avvelenamento di acque e disastro.
Trissino, inquinamento da FAS, indagate 13 persone. Le ipotesi di reato sono avvelenamento di acqua e disastro. La Procura di Vicenza ha chiuso le indagini per un primo filone d'inchiesta, quello relativo agli eventi che vanno dal 2005 al 2013. 13 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra loro ci sarebbero i nomi dei responsabili dello stabilimento della Miteni di Trissino degli anni passati, dall'ex amministratore delegato Luigi Guarraccino agli esponenti tedeschi e giapponesi, visto che la Miteni negli anni è passata dalle mani giapponesi della Mitsubishi a quelle della multinazionale tedesco-lussemburghese ICG. I fatti risalgono a decenni addietro, riguarda all'inquinamento delle falde acquifere relative alla dispersione di sostanze perfluoroalchiliche, i FAS, appunto. Secondo la Procura il passaggio nel 2009 di Miteni per un solo euro dalle mani giapponesi a quelle della multinazionale, a fronte di un valore dell'azienda di una quindicina di milioni, sarebbe la prova che i protagonisti della vicenda sarebbero stati consapevoli dell'inquinamento in atto e che non avrebbero agito per interromperlo. Un secondo fronte di indagini più recenti rimane invece aperto, riguarderebbe i fatti dal 2013 e relativo all'inquinamento da altre sostanze trattate sempre da Miteni. Assolti dal Tribunale di Padova 8 ammiragli della Marina sotto processo per marinai morti per tumori provocati dall'amianto sulle navi. Assolti perché il fatto non sussiste, 8 ammiragli della Marina Militare imputati a Padova nel processo bis per i militari morti per tumori provocati dalla presenza di amianto nelle navi. Il giudice ha accolto la richiesta di assoluzione della Procura. Secondo la pubblica accusa, i vertici della Marina non avevano autonomia di spesa del budget assegnato e non potevano stanziare fondi per l'eliminazione del pericolo amianto nelle navi. Gli 8 ammiragli, 40 in origine, molti deceduti nel corso delle indagini, erano imputati per le morti dei loro sottoposti e per le malattie dei superstiti che ad oggi stanno affrontando la chemioterapia. Alla lettura della sentenza alcuni parenti dei marinai deceduti hanno urlato vergogna, 1100 morti, oggi li uccidete un'altra volta. L'Osservatorio Nazionale Amianto ha annunciato che farà ricorso contro la sentenza del Tribunale di Padova. C'è stato un problema tecnico, chiedo scusa, cercheremo di rimandare in onda il servizio. Andiamo avanti con l'incontro atteso tra Comuni e Governo sull'applicazione del decreto Salvini. Il sindaco di Treviso Mario Conte, unico primo cittadino veneto a far parte della delegazione ANCI, è uscito soddisfatto dal vertice. In una nota diffusa pochi minuti dopo la conclusione dell'incontro tra l'ANCI e il Presidente del Consiglio, Mario Conte, unico primo cittadino veneto in delegazione, definisce naufragata la linea dei cosiddetti sindaci ribelli, quelli che rifiutano di applicare il decreto sicurezza. Incontro assolutamente positivo, il clima di tensione che si era manifestato negli ultimi tempi è stato completamente controllato, sono state portate alcune proposte al Premier Conte, ma la cosa positiva è che questo governo su alcuni punti, 3 su 4 in particolare, sta già lavorando per portare ulteriori miglioramenti a questo decreto Salvini, che alla fine abbiamo capito tutti essere positivo e con dei benefici nei nostri territori importanti. L'Associazione dei Comuni ha dunque messo sul tavolo delle controproposte per aggiustare alcuni aspetti ritenuti problematici della nuova legge: mantenimento dell'accesso allo SPRAR, l'accoglienza di secondo livello per profughi per i soggetti vulnerabili, l'applicazione di modalità uniformi per la presa in carico da parte delle ASL dei richiedenti asilo e il diritto a conoscere le persone presenti nei centri di accoglienza. Dall'incontro è uscito soddisfatto anche il Premier Giuseppe Conte. Direi che il clima per quanto ci riguarda è stato molto proficuo e alcune di quelle che erano state rappresentate anche un po' enfaticamente come criticità applicative sono state già chiarite all'esito di questo primo incontro con la delegazione ANCI. Secondo il sindaco di Treviso, durante il vertice si è anzi constatato ancora una volta come il decreto sicurezza a firma del ministro dell'Interno Salvini rappresenti il passaggio determinante per risolvere definitivamente il nodo immigrazione. Non si può ragionare esclusivamente sul decreto Salvini senza tener conto del grande lavoro che il ministro sta facendo anche da un punto di vista di dialogo e confronto con l'Europa per quanto riguarda il tema degli sbarchi. Quindi un appuntamento positivo che vedrà delle note assolutamente importanti a miglioramento di questo decreto. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Non è Veneto.
Di nuovo in diretta, siamo in grado di mostrarvi il servizio sulla soluzione al Tribunale di Padova di 8 ammiragli della Marina per la morte di alcuni marinai a causa di tumori dovuti all'amianto. Assolti perché il fatto non sussiste 8 ammiragli della Marina Militare imputati a Padova nel processo bis per i militari morti per tumori provocati dalla presenza di amianto nelle navi. Il giudice ha accolto la richiesta di assoluzione della Procura. Secondo la pubblica accusa, i vertici della Marina non avevano autonomia di spesa del budget assegnato e non potevano stanziare fondi per l'eliminazione del pericolo amianto nelle navi. Gli 8 ammiragli, 40 in origine, molti deceduti nel corso delle indagini, erano imputati per le morti dei loro sottoposti e per le malattie dei superstiti che ad oggi stanno affrontando la chemioterapia. Alla lettura della sentenza alcuni parenti dei marinai deceduti hanno urlato vergogna, 1100 morti, oggi li uccidete un'altra volta. L'Osservatorio Nazionale Amianto ha annunciato che farà ricorso contro la sentenza del Tribunale di Padova. Non mi arrenderò finché non salterà fuori la verità. A parlare il papà di Sissi, la giovane agente di polizia penitenziaria che fu colpita da un colpo di pistola all'ospedale di Venezia e che sabato sera è morta. Dopo 26 mesi di coma, Maria Teresa Trovato Mazza, detta Sissi, si è spenta. La guardia penitenziaria 28enne, che nel novembre 2016 fu raggiunta da un colpo di pistola alla testa nell'ascensore dell'ospedale civile di Venezia, sabato sera ha smesso di vivere sul letto della sua casa di Taurianova, a Reggio Calabria. La sua morte però continua ad essere un mistero. I familiari non hanno mai creduto al suicidio, come dichiara il papà. Io non credo, io sono convinto che Sissi non abbia fatto l'atto. Assolutamente, l'ho detto dal primo minuto. E dall'immagine che noi abbiamo ora, vergognosamente dateci dalla Procura di Venezia dopo 1 anno e mezzo, possiamo capire quello che è successo a Sissi. E io l'ho detto dal primo minuto anche non guardando le immagini, dicendo che mia figlia si è recata lì sicuramente e là dentro c'è stata una colluttazione che Sissi conosceva quella persona, quelle persone, l'uomo, donna che sia. E i magistrati a me non mi hanno mai chiamato per dirmi cosa pensavo io di questa cosa. Abbiamo avuto anche quest'altro dispiacere di questi magistrati incapaci di fare le indagini su quello che è successo a mia figlia. Io non so se sono stati loro incapaci oppure è stato imposto a non capire quello che è successo a mia figlia. La cosa più assurda. Perché io nella mia vita sono 26 mesi che combatto non con l'assassino o gli assassini o donna che sia, ma io ho dovuto combattere con la magistratura. C'è rabbia e disperazione nelle parole di Salvatore, che vuole la verità e si sente abbandonato proprio da quelle istituzioni che Sissi serviva. Me l'hanno licenziata a febbraio, con una velocità incredibile, me l'hanno liquidata con 6.000 euro e me la chiamano ex agente. Vergognosamente, capito? Ora però forse ci saranno persone davvero che non fanno per mestiere la politica, che investe ora i Basentini e il ministro che mi sta dando questa grande forza perché mi onora, perché mi chiama anche sul cellulare. Ora sarà eseguita l'autopsia, che si spera possa aiutare la riapertura del caso e arrivare alla verità. Cambiamo completamente argomento, andiamo nel Trevigiano, a Cappella Maggiore, dove si è celebrato un compleanno importante, i 40 anni del mulo alpino Iroso, e per lui gli ospiti delle grandi occasioni. Eccola qua, 2,12. La matricola di Iroso, ultimo mulo alpino ad aver svolto il servizio militare, la mostra il presidente del Veneto Luca Zaia alla festa di compleanno del grande vecchio che ha raggiunto l'eccezionale età di 40 anni. Con il suo proprietario Antonio De Luca e gli alpini, vertici dell'associazione compresi, che lo hanno festeggiato a Cappella Maggiore. Devo ringraziare Tony De Luca e tutti gli alpini per il grande salvataggio identitario che abbiamo fatto e anche il grande segno di umanità, perché spesso si parla di animalismo. Tony De Luca li ha salvati assieme agli alpini, li ha salvati dal macello questi muli. E ieri a festeggiare questa istituzione, non più solo un soldato, ha detto Zaia, ma a tutti gli effetti un generale, c'erano anche 3 sindaci di Cappella Maggiore, ma anche Vittorio Veneto, Fregona, e proprio in una stalla di Fregona da 15 anni Iroso vive affiancato dall'asina Gigliola, ben più giovane del suo straordinario compagno, ex brigata Cadore. Il mulo nasce, ricordiamolo tutti, da un incrocio tra un asino maschio e una cavalla, la femmina del cavallo. E Iroso è la sublimazione della potenza dell'asino e del cavallo, quindi porta in sé le migliori caratteristiche dei due soggetti. Un servitore della patria lo definiscono gli alpini, che gli hanno augurato buon compleanno con una lettera carica di affetto e di stima, un veterano dell'associazione a cui Zaia ha augurato inoltre altri 40 anni davanti a sé.
Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio l'onorevole Roberto Cauna di Forza Italia e Alberto Villanova della Lega, e poi a seguire a partire dalle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, tema della puntata la cattura di Cesare Battisti e il suo rientro in Italia. Vedremo una lunga intervista ad Adriano Sabadin, figlio di Lino ucciso dal terrorista rosso. Parleremo di questo e delle ultime novità sul fronte politico insieme a Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, all'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia, all'onorevole Roger Demenec del Partito Democratico e ad Alberto Villanova della Lega. È tutto, la previsione del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Una settimana sempre in compagnia del sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la costante presenza dell'anticiclone garantirà un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con pochi nubi su tutte le province della nostra regione. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime tra i 5 e 8 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che sarà infatti sereno o al massimo con presenza di pochi nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra i -3 e 0 gradi, massime comprese tra i 5 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, le precipitazioni a nord tenderanno ad esaurirsi e su tutto il territorio tornerà il sole. Temperature minime comprese tra i -3 e i -2 gradi, massime oscillanti tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.